Allora, io cerco di seguire il consiglio di Nicola e provo a giocare 4. Parlo così perché è pugliese. Lo so che non lo so imitare, però ci si prova. Va bene, andiamo all'F3. Ok, io vorrei provare, non la conosco completamente, però vorrei provare la variante che ha giocato Cassen l'altro giorno. È la partita giusta per provarla. Ok, già il mio avversario ha praticamente perso. Perché dico questo? Perché mi ha lasciato il pedone e ci poteva stare in certe varianti perché magari dice vabbè riprendo qua, però io guadagno questo pedone minacciando anche qualcosa, minacciando anche cavallo per F7. Ok, sono indeciso tra un paio di mosse. Vabbè, gioco cavallo C3. Ciao Riccardo, di dove sei? Sono di Catania. Ok. Ehm, Voi ditemi un po' di dove siete in generale. Allora, comunque. Ok, al punto pedone in più, ora mi arrocco. Ha anche questa struttura pedonale pessima. Quindi diciamo che già qua vado a stare abbastanza da Dio, diciamo. Forse potrebbe essere interessante questa mossa. Vabbè, qui mi ha dato il pedone, perché appunto c'è scacco. Ehm, Re 8 unica. Re 8 unica. Vabbè, in realtà anche Re 6 però. Vabbè. Fiere C4. Questo pure si vuole prendere matto in poche mosse. Eh, allora, voglio vedere se c'è un matto. Re via, scacco. Re qua, H3. Boh, ha senso. Questa sembra. Allora, il piede D4 vince sicuro. Ehm, Però forse quello è più forzante. Sono un po' indeciso. Sono un po' indeciso. F4. È minacciato da F5 ed è matto. Quindi deve giocare G4. G4. Allora, la cosa che sto vedendo è questa. Cerco di fare alla Nakamura che fa così. F4. Re per F4. Torre F1. Re G5. Re G4. Su Re G5 vado con. Ok, non c'è matto perché poi va in G6. Almeno non c'è subito. Però gioco torre D3 e il pezzo è rimasto lì. Va bene, niente, alfiere D4. E... sì, sì, ragazzi, c'è un gioco, non so se lo conoscete, King on the Hill. Ecco, magari il mio avversario pensava fosse quello. Ok, vabbè, andate anche in F4. Cioè, lui proprio ha proprio una fiducia nel suo re. È incredibile, è una fiducia pazzesca. A questo punto posso giocare alfiere 3. Se giocare 5 c'è matto in F4. Se giocare G4 c'è alfiere 2 matto. Quindi in pratica è matto imparabile. Esatto. Ragazzi, oggi si stanno durando davvero poche. Davvero poco, scusatemi. Proprio. Pedone assassino, hai dato matto con un pedone. Abbastanza. Ragazzi, vi giuro che l'altra volta comunque sono state un po' più combattute. Cioè, un minimo. Poi è chiaro che con questo punteggio la differenza è troppa. Non per fare l'arrogante io, ma è oggettivamente così. Però. No, non so chi sia. Ehm, Niente, quindi andiamo a rivedere un attimo questa molto velocemente. Eh,
E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, gioco la variante che ha giocato Castle l'altro giorno, dove in pratica su cavallo E4 c'è alfiere D3. Per chi volesse comunque, ho commentato la partita sul canale YouTube di Matto Scacco, e qui avevamo visto che Nepo ha giocato D5. C'è anche la variante con cavallo C6 in caso di presa E4, però qui c'è la fortissima intermedia con alfiere G5 che è molto molto forte. Bene, lui qui va a perdere subito perché in pratica gioca D6. Cioè forse qui più che perdere subito l'unica variante normale era questa. È così, non perde subito, si può giocare questa variante. Dove comunque sto bene, però ancora è lunga anche dal guadagnare materiale. Anche se fosse qui c'è alfiere D3 intermedia, in realtà non so quanto mi convinca, cavallo C5. Vabbè, insomma, ci possono essere delle idee sicuramente migliori. Riprendere in E5, però l'unica cosa che da fare, insomma, è non prendere in E5, lui prende in E5, forse anche qua donna E2 in realtà però. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ok, ci capisco che forse ci sia qualcosa di peggiore, quindi non so se forse D per 5 potrebbe anche essere unica. Cosa vuol dire NEM, National Master, maestro nazionale appunto. Donne 2. La posizione diventa anche qui compromessa, quindi in pratica ha già fatto un grave errore. Presa, donna per D8, vado a guadagnare un pedone perché nel mentre che ho preso il pedone vado a difendere F7, ad attaccare F7, scusatemi. Cavallo C3, metto un pezzo al centro, il mio piano è molto banale, quello di giocare alfiere G5 e cavallo D5. Cavallo C6, presa, alfiere 3. Alfiere B7 non è un granché perché lui intanto si è rovinato la struttura. Quindi pedone in meno, già dovrebbe essere persa, però anche struttura rovinata. Quindi proprio anche qui è non seguire i principi. Perché ragazzi, in realtà quello che io ho fatto qui è banalmente stato seguire i principi. Cioè non ho fatto niente di complicato, ho semplicemente sviluppato i pezzi, ho messo io per sicuro, ho attaccato il re quando è andato verso il centro, basta. Non ho fatto niente di incredibile. Si è andato un po' a distruggere con le sue mani, perché l'alfiere ad esempio in B7 non gioca per niente. Non serve a niente giocare cavallo C6. Più sensata magari, non lo so, cavallo D7 almeno, se vogliamo metterlo da qualche parte. Può essere più utile, il pedone in meno rimane, ma almeno prova a sviluppare i pezzi, prova a fare qualcosa con l'alfiere, senza rovinare la struttura pedonale, perché la struttura pedonale, se rimane debole, poi un giorno chiaramente si viene puniti. Cioè, perché appunto rimarrà debole, è difficile cambiare una struttura del genere. Cioè, per cambiare una struttura del genere dovrei giocare B4, B5. Se no lui rimarrà tutto il tempo con questa doppiatura. E col pedone in A7 che neanche gioca. E l'alfiere in B7 che ok l'idea di giocare C5, ma che comunque è un'idea che non funziona. Secondo me l'unico momento interessante poteva essere ora con cavallo G4 forse, ma non è che sia un problema. Però almeno un po' di fastidio me lo dà. Invece ho giocato C5, mi ha dato il secondo pedone e peraltro l'unica mossa che poteva fare era Re 8. Io qui addirittura pensavo di fare alfiere B5 intermedia, però comunque poi devo cambiare, insomma magari è un po' meglio. Ma in ogni caso tutto è meglio di Re 6. Cioè Re 6 e mettere il Re al centro appunto è follia, mettere il Re al centro in questo momento. Peraltro comunque, ok che non ho le donne, ma ho i pezzi tutti attivi, tutti che appunto confluiscono al centro, ad esempio. Non è facile aprire, non è difficile aprire le colonne, e in tutto questo quindi due pedoni in più, Re debole. Fatto sta che tutti gli elementi di valutazione della posizione da considerare, quindi struttura pedonale, sicurezza del re, materiale e attività dei pezzi, lui è sotto in tutti, in modo incredibile. Però se poi vuoi mettere il re al centro perché pensi che sia King on the Hill, cioè la variante degli scacchi che si vince mettendo il re al centro, e allora mi sa che appunto altro che Harakiri proprio vuoi perdere. E lui qui sembra che proprio volesse perdere, almeno è già persa, però almeno questa perde solo il materiale, non prende matto. E invece lui proprio si è voluto anche prendere matto, perché qui ho giocato alfiere 3, su G4 appunto ci sarebbe stato alfiere 2. Non è matto, vero?
Non è matto. Ok. La cosa qua accadrà? Vedere matto? Accadrà con l'idea di fare questo. Penso dovrebbe andare. Oppure H3 G3. Niente. Non lo so. H3 su questa, questa, su questa, questa. Non so se c'è un matto forzato, ci dovrei pensare anche io un secondo. Però anche qui lui mi ha voluto aiutare perché dopo lo scacco appunto poteva provare re G4, invece è andato in E5 e si è preso matto in un attimo. Quindi proprio... insomma, ragazzi, oggi sono state grande Christian C. 22. 22 come Riccardo Cagà, ricordiamolo sempre. Ragazzi, è stata una seconda parte della speedrun abbastanza noiosa, devo dire, rispetto all'altra. Cioè, nel senso, hanno giocato partite troppo... Hanno giocato troppo male, secondo me. Non seguendo i principi, vi dico, io non ho fatto niente di complicato. Una cosa da fare appunto è seguire i principi. Molto speedrun, è vero. Grazie Insalata per questo. Pensavo, non vedendoti più, non vedendo più i commenti, mi ero un attimo spaventato. Ho detto, ma dov'è Insalata? Dov'è? Quindi sì, molto speed, molto run, però senza partite interessanti. Però può essere utile per imparare, capire che appunto come non si deve giocare e come dovete giocare per punire i vostri avversari che giocano in questo modo, cioè seguire i principi, non fare niente di particolare. Se vi lasciano del materiale prenderlo. È proprio un discorso di seguire i principi, invece al contrario dovete essere voi a seguirli. Meglio qualsiasi cosa, ma che tutto meglio di giocare partite come questa che abbiamo visto e quella precedente. Paradossalmente, quella con l'avversario un po' più debole che ho preso oggi come Elo, in realtà è stata la partita più interessante, perché comunque almeno lui ha provato a fare qualcosa. Grossi errori, ma ha provato a fare qualcosa. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!